Mirko Gastaldon del Partito Democratico di Padova, ormai è passato quasi un mese dalle elezioni amministrative. Il Partito Democratico, dopo la sconfitta qua in Veneto, si è posto molti punti interrogativi al suo interno. L'analisi è ancora in corso, ma questo è un fine settimana importante con il segretario Domenech che ha posto la questione ovviamente delle dimissioni. Sì, poco appassionante il dibattito su dimissioni ed eventuale congresso, più importante è tornare in sintonia col Veneto, o meglio instaurare quella sintonia che negli ultimi 20 anni non c'è mai stata, un feeling che necessita essere ricostruito parlando con la gente. Penso che una delle ricette importanti sia quella di tornare a parlare dagli amministratori. Vediamo come a livello locale molti sono gli amministratori, anche in quota Partito Democratico, che quotidianamente si affacciano alla cittadinanza parlando dei loro problemi, facendosene carico. Fare una politica limitatamente alla politica stessa e quindi dei sistemi troppo lontani da quelli che sono il quotidiano vissuto della popolazione probabilmente non risponde alle necessità del nostro territorio. Il tempo per la riflessione c'è, non deve essere però infinito e non deve essere un dibattito interno e autoreferenziale. Non è forse il caso e il momento di pensare a un ricambio generazionale? Non è una questione di anagrafe, è importante oggi dare spazio alle persone che abbiano voglia di lavorare e per tentare, come dicevo, di riagganciare questo Veneto. Non lo si fa prendendo delle decisioni prima e poi impunemente, diciamo così, allontanarsi da queste scelte che magari non sono state positive, vantando una verginità che non è nei fatti. Purtroppo un ricambio passa anche da questo, a far proprie le responsabilità delle scelte e far proprie anche le responsabilità di eventuali sconfitte. Solo così facendo si torna a parlare concretamente in modo serio e soprattutto preciso con il nostro territorio.